Allora, buongiorno signore e signori, benvenuti a Piazza Torre. Siamo con Mauro Boschi, presidente della SD Piazza Torre, organizzatore di questa bellissima gara. Mauro, quanti iscritti abbiamo e come ti sembra la giornata per oggi? Ma la giornata la potrete vedere da qua a qualche minuto quando cominceranno a girare i nostri atleti. È una giornata bellissima, non si vede una nuvola e quindi tutto parte secondo i migliori auspici. Iscritti, ho una piccola cosa, non siamo arrivati a 300, 296, però sono molto soddisfatto perché abbiamo aumentato molto i numeri rispetto agli anni passati, questo grazie all'entrata nel circuito Santa Cruz Series, nuovo circuito a più ampio respiro, molto tecnico, mi fa molto piacere esserci entrato perché è un riconoscimento anche di quello che abbiamo fatto negli anni precedenti, quindi ringrazio anche gli organizzatori del circuito che ci hanno dato questa nuova possibilità. Ok, a che edizione siamo arrivati, Mauro, di questa gara? Io so che è quasi 10 anni. Allora, l'edizione è l'8ª, come trofeo gasket è la 6ª, ma siamo all'8ª Piazza Torre Bike Tour. Contiamo di arrivare almeno 10, ma di passarli anche, andare avanti. Visto che i numeri stanno continuando a crescere, conteremo di andare avanti fino a 20, vedremo insomma. I numeri sono sicuramente positivi, come la vostra organizzazione in questa gara, come potete vedere, un parterre d'eccezione, abbiamo un sacco di rider forti e soprattutto una bellissima montagna che ci farà da cartolina dietro questa bellissima gara. Allora, noi abbiamo colorato un po', abbiamo tentato di colorare il più possibile la zona di partenza e arrivo, però i colori più belli ce li abbiamo fuori di qui, in mezzo al bosco, guardandoci in giro, l'azzurro, il verde dei nostri pini, delle nostre bettaie qua in giro. Lo scenario e il paesaggio qua è il massimo. Io spero che anche gli atleti, non dico durante la gara, ma prima e dopo la gara ne possano godere, possano capire quanto sono belli questi posti qua. Ok, ultima domanda al presidente. Abbiamo altre manifestazioni durante l'estate qui a Piazza Torre con le biciclette, che tu sappia? Allora, con le biciclette sì, sono gli amici di Forti Project. Grazie mille. Che faranno una gara di downhill a metà settembre, se non ricordo male. Questo per quello che riguarda le biciclette. Per quello che riguarda noi, non ci fermiamo mai, e tra un mese esatto, il 21 di luglio, c'è una gara di corsa in montagna, un trail abbastanza impegnativo, disegnato ancora da noi, su queste bellissime montagne ancora. Per chi pedala e per chi corre vi aspettiamo oggi e il 21 di luglio. Ok, perciò ragazzi, qui da Piazza Torre al momento è tutto, rimanete con noi e mi raccomando, il 21 venite a Piazza Torre ancora per fare questo trail running organizzato sempre dalla SD Piazza Torre. Ultima cosa che è doveroso è ringraziare lo sponsor principale, il main sponsor Gasket, che ci dà la possibilità tutti gli anni di organizzare questa cosa. Ok, come sempre grazie agli sponsor e grazie a tutto lo staff e grazie a Mauro e ai suoi amici della SD Piazza Torre. Ciao, a dopo.
Ciao. Dai, dai. Valentina Garattini, allora una vittoria sofferta? Ma la gara era veramente dura, non me l'aspettavo. Il primo anno che la facevo c'era molta salita, era anche abbastanza tosta e poi la discesa era un po' scivolosa, però tutto sommato il giro mi è piaciuto e la gara l'ho trovata organizzata molto bene. È stata una bella vittoria comunque. Sì, sono soddisfatta, Per te il mountain bike per quale motivo? perché mi piace molto la montagna, mi piace la natura e mi piace stare all'aria aperta. E oggi qui a Piazza Torre abbiamo trovato tutti gli ingredienti. Sì, qua c'era tutto e siamo in montagna, per cui meglio di così. Caro Intosato, allora che gara è stata per te? Ma durissima, perché comunque soffro tantissimo le salite lunghe, però divertente. Ha delle buone potenzialità con alcuni accorgimenti per essere un bel XC moderno. Come l'hai trovato questo tracciato di Piazza Torre? Molto duro, se si riuscisse a accorciare la salita lunga, sicuramente fare spezzarla un attimo sarebbe un XC perfetto. Il tracciato qua dietro nella pineta, chiamato quello dei criceti, era proprio su e giù come... Bellissimo, quello è stato il pezzo che ho preferito, veramente. Oscar Lazzaroni, allora non c'è stata storia. Ma ho cercato di fare il mio passo all'inizio, ho cercato di mantenere sempre lo stesso ritmo e ho fatto un po' di ritmo gara in vista dei prossimi appuntamenti, e anche se oggi il tracciato alla fine è diventato molto duro, perché comunque credo di aver fatto 1100-1200 di dislivello, quindi un ottimo dislivello, un'ottima prova. Dai. Quando è che hai iniziato a correre? Ma quest'anno è un anno un po' anomalo. Ho iniziato da 3 domeniche, è la terza gara che faccio quest'anno. Sono partito non tardi, ma tardissimo rispetto agli altri anni, e sono un po' alla rincorsa di cercare un po' la forma. Sembra un attimo che ci sia, però a livello nazionale non so come sto andando. Spero che a luglio di poter magari riconquistare la maglia di campione italiano, o più che altro essere almeno sul podio.
ieri purtroppo si è rotta la catena e adesso per fortuna all'ultimo l'ho fatta a piedi gli ultimi 500 metri e finita la gara, insomma, ecco. Bisogna essere anche atleti di atletica. Sì, a questo punto sì, credo. Anche come il ciclocross, ad esempio, ecco. Io non l'ho mai praticato, ma insomma. Che tracciato hai trovato qua a Piazza Torre? Ma veramente duro, credo. Sia in salita lunga, vecchio stile, insomma, salita lunga e discese piuttosto tecniche, non troppo. Comunque non troppo scivoloso rispetto a ieri che ha piovuto. Ecco, l'ho trovato molto bello. Daniel Tassetti, allora, che gara hai trovato? È un percorso veramente impegnativo. Molto nervoso nella prima parte, con tanti strappi corti e ripidi in pineta, poi c'è una salita molto lunga e impegnativa. Nel complesso una gara veramente dura, però gli organizzatori di Piazza Torre hanno organizzato veramente una gara bellissima. Da un voto da 1 a 10? Ma sicuramente 10, per come mi sono divertito 10. I tuoi avversari? Ma ho cercato di impostare il mio ritmo regolare sin dal primo giro, sono riuscito a scollinare in testa già la prima salita e poi ho cercato di amministrare in discesa e spingere il più possibile in salita per cercare di avere margine in caso di errori o intoppi durante la gara, visto che il percorso presenta dei tratti complicati, diciamo. I tuoi prossimi impegni? La prossima gara molto probabilmente sarà la Sieta Legend al Sestriere e il 7 luglio. Marco Marzani, allora, che gara è stata? È stata una gara dura fin dall'inizio, non mi aspettavo la salita così lunga, ma credo che non se l'aspettasse nessuno. Abbiamo fatto forse troppo forte la prima salita e poi l'ho pagata un po', però il percorso ci stava, un po' veloce la prima discesa e un po' scassata, però per il resto era un bel percorso tecnico, anche la parte nel sottobosco c'era molto da guidare e da saper tenere il mezzo perché c'erano molte radici viscide che era facile perdere il controllo. Che differenza hai trovato qua a Piazza Torre rispetto ad altri luoghi? Sicuramente la salita è lunghissima, più di 1,5 chilometri quasi, è difficile trovarli nei percorsi moderni, questo è un percorso un po' old school, però ogni tanto ci sta anche per fare allenamento in vista delle gare più importanti.
sono già passati a 60 all'ora. Non sanno se c'è un limite. Michael Pecis, allora hai onorato la maglia tricolore oggi qua a Piazza Torre. Sì, l'ho onorata al meglio, sono molto contento della vittoria e fa sperare bene per domenica per i campionati italiani. Che tracciato hai trovato? Bello duro, con le discese non molto tecniche e il pezzo qua sopra nel boschetto molto divertente. Nicolas Milesi, allora che gara è stata per te? È stata una gara molto bella perché io sono anche un anno in meno di Pecis e sono riuscito a rientrare su di loro per poi finire primo della mia categoria e secondo assoluto. La parte più tecnica qual è stata? La parte nel bosco e basta. Era un bel percorso, non troppo tecnico ma molto duro. I prossimi impegni? I campionati italiani settimana prossima a Courmayeur. Giorgio Tombini, non mi sembri tanto soddisfatto della terza posizione. Vabbè, sono arrivato secondo dalla mia categoria. Secondo me sono andato abbastanza bene, potevo ridurre un po' il tempo di gara, però è andata bene così. Cosa è successo? Un guaio meccanico? È un problemino, vabbè, non ha fatto molto la differenza quello, però mi ha un po' rallentato. Che tracciato hai trovato? È un bel percorso, abbastanza tecnico, bello duro. Avrai modo di rifarti nelle prossime gare? Sì, sicuramente mi rifarò nelle prossime. Mauro Boschi, allora facciamo il punto della situazione. Com'è stata questa gara con 4 partenze? Allora, la prima volta che faccio una gara con 4 partenze differenziate nel corso della giornata. Penso che per gli atleti sia una cosa più bella. Ognuno gareggia con le proprie categorie, ha quindi il raffronto con i propri pari età, pari grado. Certo, per gli organizzatori è uno sforzo di più perché vuol dire essere impegnati dalla mattina alle 9 al pomeriggio alle 5, però il riscontro, visto che è molto positivo, esperienza che ripeteremo sempre che i signori della Santa Cruz che ci hanno ospitato quest'anno nel circuito ci vogliono ancora, speriamo. Soddisfatti, ma siete anche stati ripagati dello sforzo fatto per organizzare questo? Sicuramente la soddisfazione vista sui volti delle persone che sono arrivate, dei ragazzi che sono arrivati, e anche le parole di chi ci è avvicinato per farci complimenti, chi per darci qualche consiglio, sempre ben accetto, ci ha ripagato sicuramente dello sforzo fatto. Poi vedere tanti ragazzi che girano con la voglia è sempre bellissimo. Tutto rinviato allora l'anno prossimo? Io parlavo prima con un esponente della federazione e ho dato a lui appuntamento, magari con qualcosa ancora di più, magari una gara nazionale, sempre qua, sempre Piazza Torre Bike Tour, alla 3 di giugno. Quindi do più o meno un appuntamento alla 3 domenica di giugno. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione.
Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.